Ciao, sono Luca Gottardo. Sto entrando in questo borgo denominato Borgata San Daniele e per portarvi a vedere questo mini appartamento su questo contesto molto residenziale chiuso lontano dalla strada. Eccoci qui. Stiamo parlando di una costruzione del 2010 con buon rendimento energetico. La classe infatti è una classe C. Poche spese condominiali, vedete che le poche unità hanno tutti l'accesso indipendente. Questo è l'accesso dedicato solo a questo appartamento. Si entra direttamente nel giardino, c'è l'acqua e qui c'è la possibilità anche di mettere un gazebo, magari per mangiare all'esterno. Si entra nella zona giorno, che è molto luminosa, due belle vetrate, due porte e finestre belle grandi, e la cucina è a vista. Uno dei particolari di questo appartamento è sicuramente la travatura a vista, che non è facile da trovare negli appartamenti al piano terra. Questo dopo vi svelerò cos'è. Andiamo prima nella zona notte. Zona notte che ha questa camera bella grande, ci sta tutto e resta ancora spazio. Ha una terrazza a sbalzo su quelli che sono i posti auto. Questo invece è il bagno, ci sono comunque gli attacchi della lavatrice ed è provvisto di doccia. Andiamo allora a scoprire cosa troviamo oltre questa porta. Le scale portano direttamente al piano interrato, dove troviamo addirittura un secondo bagno. E poi questo magazzino in realtà è stata anche un'altra camera, ma si presta benissimo per mettere qui giù tutto quello che non ci sta di sopra in appartamento. E c'è un secondo ripostiglio all'esterno. Da questa parte invece si accede al garage. Il garage è un garage doppio con basculante elettrico. Ci stanno benissimo due macchine, una di fianco all'altra, e in più un posto per scaffalatura. Eccoci qui, abbiamo finito l'appartamento e devo dire che è veramente un appartamento bello. Quindi, se ti può interessare, fammi sapere che ti do un passaggio.